Buonasera, voglio, buonasera, come state? Voglio, oggi primo giorno di scuola, voglio dire, scusate per un attimo che a cazzo prendo un attimo la situazione, no, tengo paura che parta la voce, quella là, mentre io sto vedendo, vabbè, questo ve lo spiego, cioè, perché a volte parte la voce e poi sente la voce a me, quindi sto cercando di capire se Isung, vabbè, non sta a posto, si sente la voce a me, strana, ora fa poco si sente, aspettate, ma chi se purtroppo è un fatto che io non riesco a fare prima, che dice c'era ma che non fai prima, e non lo riesco a fare perché purtroppo che la mamma di YouTube, voi lo sapete, purtroppo regna e quindi non riesco a la voce la diretta, questo su fatto lo spiego, è un po' molto difficile da spiegare perché io dovete sapere che ho due pagine quando faccio la diretta, no? Una che sa cagare che faccio i cazzo amico sto parlando per capire che sto in diretta e un'altra è quella là dove io vado a vedere i commenti che voi fate su YouTube, no? Ovviamente si parla, si sente pure da diretta e quindi già la voce, no? Poi non ti capito anche un cazzo, me ne rendo conto, però è il fatto che io già dice che per correttezza. Allora, che volevo dire? A proposito, io siete un cuofone voi che avete già salutato, madonna mia, proprio cose della, cioè cose che è meglio iniziare subito perché sennò veramente sono a mezzo solo di saluto, però io mi fa piacere salutare, quindi vi voglio iniziare subito a salutarvi. Adesso cominciamo subito da Raffaele Altieri, Lucy Riccio, poi c'è sta Carmelo Locurto che saluto, Michele Centanni, Maria Salvato, sempre Maria Salvatù, ma perché immagino che fate la canzone J-Ax che ci ha fatto New Jones, che su 4 mesi che si sta portando, però lei si chiama Maria Salvato e io penso sempre a Maria Salvatore, vabbè. Poi ci sta Vincenzo Riola o Riola, non lo so come si chiama, Gabriele Di Maio, Nunzio De Falco, poi c'è sta Katia Poggiaforte Ferrara, che mi dice ma ok non mi saluto, e dice perché tu non mi scrivi, che se me lo scrivi io ti saluto, non c'è sta proprio problema, anzi io tengo sempre un foglio di la mia, cioè oramai è finito, questo quaderno, cioè che sei un quaderno, no? Vedete, no? Lo faccio pure, spero di non perdere la pagina, cioè questo è un quaderno che praticamente io ho dedicato a tutti i saluti delle dirette, e quindi è quasi fornuto, infatti mi fatto come l'altra volta una mano da mia moglie a scrivere tutti i nomi, a mia moglie non trova più spazio per scrivere i nomi, ma in effetti sta finendo un quaderno, quindi cioè, da mentre il live che abbiamo fatto, da mentre i saluti che abbiamo fatto, vi fa capire, ma c'è cattano il quaderno, vabbè, comunque Katia Poggiaforte Ferrara l'ha già salutato, Giacomo Sebillo, Antonio Sannino, Peppe Dentice o Dentice, non avete mai capito, Simona Nicolella, che poi faccio un saluto particolare, voglio, ma io vengo a una capata in faccia quando ci sono fatto che, ma che poi dice saluto particolare, non lo so, Giovanni Borrelli, Alberto Varchetta, Vincenzo De Santis e Giovanna Di Martino, poi c'è sta Martina Barnaba, la ragazza del bar che la saluto e gli mando un bacio perché sta un bar Cappianuro, l'ho incontrata a scorsa settimana, poi Luigi Bosso, la purissimo saluto particolare, lui trova un WhatsApp in capa, poi ci sta Lorenzo Calò, Marco Schettino, Gaetano Fasano, poi c'è sta Bandi Casa Caruto che è veramente da segnalare, cioè questo mi scrive Mauro Salvatore Icardi, no? Che io spero che mi sta vedendo, praticamente mi ha scritto, mi ha salutato a tutte queste persone, no? E non solo che io glieli devo salutare, ma ci ha messo pure i soprannomi a queste persone, a questi amici suoi, hanno questi soprannomi, attenzione, ci sta Andrea Esposito detto Upantier, oppure Pizzivan, cioè lui l'ha scritto lui questa cosa, io leggo testuali parole. Poi c'è sta Michele Esito detto la capoccia, attenzione, non la capoccia, la capoccia, così. Poi c'è sta chissà Domenico Incisore detto Milaus, che fosse il dei Simpson che lente che capello blu. Poi Peppe Barisciano detto Recchia, attenzione, questo non lo so che significa. O paese mi recchia significa poco ricchio, oppure delle recchia ci vendono. Questo dovrebbe essere uno di questi due sensi. E poi c'è sta Raffaele Castaldo detto o Castoro o Zanna Bianca, cioè che se deduco che a sua aiuto ne rienda a coniglio perché altrimenti non si spiegherebbe un soprannome del genere. Vabbè, poi andiamo avanti, poi c'è sta Luca Varrella che lo saluto perché isse Riccardo Scamaccio, io l'ho conosciuto che è stata al Lido Sport a Baia Domizia insieme a Enzo Paz e al grandissimo Tom Cruise che si mi stanno vedendo, li abbraccio perché abbiamo fatto i meglio torni di freccette insieme in questo Lido, ci siamo divertiti e quindi vi saluto. Poi ci sta Davide Merendino, Gaetano Piacente, abbiamo venuto quasi perché se c'è qualcuno sta rompendo cazzo, giusto? Però abbiamo quasi finito. Gaetano Piacente, Mario Cantone, Francesco Marchetiello, Anthony Pellegrino, Nunzia la Sartulella, mamma e Antonio Pellegrino che
ho saputo che sta facendo la nottata alla nonna che si è fatta male, la nonna di Antonio si è fatta male un femore, è una cosa che purtroppo succede alle signore anziane, che la Karen e si spezza sempre su qualsiasi femore. Mi dispiace Antonio, mi dispiace per tua nonna. Poi c'è sta Alessia Castaldo che rimane a che il primo giorno in scuola e ci devo fare gli auguri, che poi pensavo che era oggi il primo giorno in scuola, vabbè, pensavo chi lo fa oggi, chi lo fa domani, chi già sta in scuola un mese a agosto, ho notato, e vabbè, comunque ci faccio gli auguri a Alessia. E poi ci sta più Gianluca Tumbariello, Nicola NL, non ci mai capisco che si chiama Nicola NL, Francesco Ruggero, Riccardo Righetti, Marco Damiano, Dino Iena e Virginia Del Gaudio. Ha citato pure un po' Guaden, e quindi saluti, voglio, l'abbiamo fatto. Quindi tutto a posto, voglio, questo è quanto. Saluto l'abbiamo fatto, che veramente abbiamo perso 7 minuti di saluti, più andiamo avanti, è chiuso fra poco facciamo notte, però si devono fare perché mi fa piacere veramente. Vabbè, che volevo dire, voglio, oggi scuola, ovviamente, ci sta parecchio visiti da scuola, ma vita mia, talmente mi è veramente talmente dispiaciuto di questo vostro ritorno a scuola, che secondo me, no, ma l'avete pure trasmessa sta cosa, veramente, ve lo dico perché, cioè, io mi sono sentito pure io, come si stamattina mi va so se vai a scuola, cioè, non lo so perché, ma mi sentivo questa sensazione brutta, cioè, io veramente sono vicino a voi, ieri ha scritto uno per Facebook condoglianze, perché per me veramente è come fosse una morte la scuola, quindi per me veramente io vi faccio le mie condoglianze perché è troppo brutto, anche se sono sicuro che voi siete a scuola stamattina, i compagni e cose, cioè il primo giorno diciamo che tranne fatto la botta in fronte alla città la mattina, che è brutto, che poi fa freddo, però penso che poi dopo sia una cosa che ci può primi poi rimane un rombo cazzo, sia una cosa abbastanza che dice, guarda chi come si è fatto, come fa oggi sta Facebook e qui. Vabbè, all'epoca non c'era Facebook, quindi tu a chi lo vedi per 4 mesi, no? Invece mo lui sempre a Facebook, lo pare che lui la IR, vabbè, quindi ci sta questa cosa. Vabbè, comunque andiamo avanti, andiamo a vedere chi ci sta collegato qua. Antonio Iaccarino, grande cielo, buonasera, sempre in anticipo, mi sfoot deep web, sia, li faccio sempre tardi, ovviamente sempre un minutino, 2 minuti di ritardo, ma è sempre oramai è proprio il mio stile di fare un minuto di ritardo, fosse si faccia presto vado a preoccupare perché significa che è successo troppo, e quindi vabbè. Un ex logico grandissimo, che si chiama Ciruzzo, sta qua collegato, ma me lo cambiano, si mi vede Ciruzzo, ma buffe parole, no, grandissimo, anzi mi fa piacere che non ti vedevo cioè non dovevo in coppa live da veramente da tanto tempo, quindi mi fa piacere che sei ritornato, quindi io anzi quali parole, cioè, figurati, mi fa piacere. Voglio Alic Mubastone, eccolo qua, grandissimo rispetto per lui che questa sera è con noi come veramente quasi sempre, lo conoscete già, inutile, le presentazioni sono inutili. Buonasera Cero, e un saluto anche la Zomba per Ramam YouTube, grandissimo, vedi, lui esordisce con classe, con educazione e con, capito, con il suo charme inconfondibile. Allora andiamo avanti, Forza Azzurri, grandissimo Nicola Bencivenga, che quando lo vedo io sono sempre felice. Sera Cerro a tutte le case cadute e gli schifi in Napoli, sì, perché purtroppo veramente uno schifo il Napoli. Ieri per la prima volta ho visto una partita del Napoli quest'anno, perché non è ragazza era avrei la partita del Napoli, ve l'ho dissi anche l'altra volta, le prime due non l'ho viste, a Gissa ieri è praticamente meglio che a Mavreo, vabbè. Comunque, sì, Alicmo Bastoni dice, ovviamente ormai sono una leggenda in questa live, ma sei un pilastro più che altro di questa live, anzi noi ci aspettiamo sempre le tue sceneggiature, come ben sai, quindi so che ora abbiamo iniziato, però noi ce l'aspettiamo minimo 2 o 3 delle tue cose, quindi non ti preoccupare, hai tutto il tempo, perché tanto stiamo a finire i 10:30, stiamo a finire alle 11 meno 20, 11 pure a volte, quindi hai tutto il tempo. Vi voglio dire una cosa, prima che mi scordo, che verso le 10:05, 10:10 più o meno, ci sarà un'entrata di una persona che non vi voglio dire chi è, perché vabbè, forse non lo conoscete nemmeno, però è una persona che a me mi ha colpito, mi è piaciuta, e quindi ho deciso di invitarlo in questa diretta. E niente, che se volevo, diciamo, mi tengono un poco sulle spine fino alle 10:05, sempre si riesce a l'invitare, ma io penso di sì, lui mi starà seguendo sicuramente. Io gli ho inviato il link, spero che veramente, perché ho sapito buono, ma quante volte è successo che ho invitato qualcuno nella live e non era cazzo mai e si collega, perché io sono impedito vicino a sto cazzo YouTube, quindi intanto stanno i gallini che stanno a Lucca, non so se sentite, o su cane, non lo so, perché poi Capacciatumi sta a terra, io sto al 7° piano, però nonostante questo, e poi sentono questi gallini dalla lontananza, o i cani,
che poi sucutano le galline, perché è tutta una pure stiamo a pianura e non è che stiamo chissà qua la terra, ecco, però qui c'è una terra e quindi vabbè. Oh, questa è una mia parentesi delle galline. Poniamo annanzi, allora, lì come passano la Gillette, buonasera ragazzi, The Red Griffin, vabbè, a Mannanzi dice sta più Nicola Flauto, saluto, Mai Messi 33, Marianna Iodice, grandissima, buonasera case cadute, buonasera Marianna, che veramente pure ci sta sempre. In che è successo? The Red Griffin, Wallera del web, hai pure una casata cola vicino a te. Wallera del web ci ho dice sempre appata, scusami per essermi permesso, ma me l'hai detto tu a me, te lo dico io a te. A casata con una Teng, sinceramente, se io tagliavo in faccia, ti dico la verità, ma non ce l'ho, non ce l'ho. Anzi, ma magari, ma lo visto proprio perché ho mangiato un po' salato, quindi me la sarebbe avuta una bella casata cola. Vabbè, Giorgio Russolillo e Baia, per Giorgio che fosse questo il messaggio di prima, Giorgio perché io stavo incazzando che fossi facendo tardi, Valle Catanzaro, grandissimo Valle Catanzaro che oramai veramente poi penso che ha conosciuto perché di Crotone lo dico sempre che ci segue. Buonasera a tutti, al nostro grande principe delle case cadute Fabrizio Pacchiurri e Carlino. Carlino sarebbe l'imperatore se proprio vogliamo parlare, però va bene anche principe, anche re, scusami. Io principe ma va benissimo, va bene. Marilena D'Alessio, buonasera Cero, grande Marilena, te lo un bacio di saluto pure a te. Ma stasera mi sento un po' cantando, no cantando neomelodico, però mi sento un po' voglio fare se voglio fare un po' buchinare, non lo so, però io stesso in me mi sento un po' che voglio fare buchinare, scusatemi, se vi sembra che voglio fare buchinare, ma no, mi sento un buchinare stasera, non lo so, vabbè. Comunque, allora, o Max logico fosse Ceruzzo, Cerone ho fatto proprio un coro, all'improvviso è partito un coro, vabbè. Paolo De Stasio, ce lo sono stato bocciata. Chi si prima UNESCO oggi è stato bocciato. Paolo De Stasio un record, ma penso che stai pariando perché credo che sia una cosa impossibile. Vabbè. Chissà, c'ero io incomincio sabato da Red Griffin e poi si vedo che comunque non iniziate tutti la stessa, diciamo, stessi giorni, però credo che oggi era proprio il giorno in cui iniziava la maggior parte di voi, no? La scuola. E veramente a me, veramente voglio questa cosa mi mette un'ansia per voi che veramente è brutto. Roberto D'Acunzo, cioè, ma perché non fai un film no horror, cito un horror con la G, un horror ambientato nell'MD con la partecipazione di Carlino, o killer e un commesso della Conad, che veramente scusami però stai rubando un po' delle idee a Licco Bassone, che di solito è lui che scrive queste trame così, non che tu non lo possa fare per carità, però è sempre un po' che si occupa di queste, diciamo, idee, no? Però per carità potessimo pure fare un film horror in LMD, perché no? Pierluigi Ilario, buonasera Ciro, non mi sto guardando il film di Checco Zalone per vedere la tua live, ma guarda, allora io veramente ti ringrazio perché questa è una cosa proprio che ho fritto un culo, però ti devo anche confessare questa cosa, io stasera come volevo vedere pure io film di Checco Zalone, perché a me piace passare, Checco Zalone è proprio a me uno dei preferiti miei, e poi i film suoi mi fanno sciattare proprio, sai, io sono uscito in due cinema quando mi sono visti i film di Checco Zalone che si piagnendo, proprio delle risate che a me non mi è mai capitato di ridere così tanto al cinema per una persona, ma io piagnevo. E quindi stasera, a dire la verità, stavo un po' titubante perché mi volevo vedere un film di Checco Zalone, però nello stesso tempo volevo fare pure la live. E poi cosa c'è stato? Perché avrei voluto farla domani la live, però rimane tengo che fa. E quindi ci sto puntare, la faccio stasera e va a fanculo e non mi volevo film mezz'altro. Però meglio così, perché poi quando poi faccio la live, quando sto per farla e cose, oppure dopo, mi sento soddisfatto perché mi piace e quindi dico, poi fanculo, meglio che hai fatto la live. Ma tanto un film mezz'altro non c'è mai visto, fondamentalmente. Quindi questo è quanto. Comunque ti ringrazio. Francesco Veneruso, Fabri, raccontaci il tuo primo giorno di scuola. Voglio, ma io ho avuto ho avuto tanti primi giorni di scuola, però me ne ricordo uno perché chi se mi è rimasto impresso, perché poi capirete perché. In pratica io stavo, vabbè, io ho fatto veramente, ho cambiato tantissime scuole, voglio veramente tantissime scuole, fino a un certo punto che decidette di andare a una scuola che è il Vittorio Emanuele, non so se lo conoscete, sta a via Barbagallo, vicino Med, al cinema Med più o meno, no? E allora sta di fronte alla Custoria, ma qualcuno di cui ha capito, qualcuno non ha capito, però è una scuola che ancora oggi, se non sbaglio, credo sia femminile, ci siano solo femmine, più o meno, cioè la maggior parte sono femmine, e poi stanno con maschi, no? Io, essendo che mi ero rotto cazzo, perché è venuta a una scuola informatica, poi avevo cambiato, è venuta a una scuola alberghiera, a un certo punto ho detto, ma sai che c'è di nuovo?
quindi non proprio niente da vedere, ma proprio in scuola stanno il femmine, perché c'è tabù tanto che ha avuto deciso, passa ancora, come che nasce con femmine, dice, a me mangia una femmina, no? Pensavo questo, il mio ragionamento era questo qua. E comunque che succede? Scusate un attimo, sta suonando il telefono, vabbè, numero privato al quale non risponderò. Comunque, pigliai, e che ti indassa a scuola di femmine, no? Il primo giorno, mo io il giorno prima si è emozionato, no? Che sapeva che sei tutto femmine, no? Allora sai, uno dice, ma non mi femmina, ma ci preparava, ma c'era pure fu buchinare sempre anche all'epoca, e quindi un capello, cose, come mi aveva vestito, proprio mamma mia, ma che va a fare una sfilata, perché ovviamente dice, mo trasla di santa femmina. E mi ricordo questo primo giorno, in pratica io entrai in questa classe e siamo tutti questi qua giù, e mi guardavano, ma perché sa, ovviamente un masci era, cioè io penso di essere l'unico masci in quella, e mi guardavano e tenevano in imbarazzo, ma mi faceva così scuro, perché teneva proprio l'occhio in culo, no? È arrivato pure tardi, non è che era arrivato sì, tipo insieme a tutti qua, tipo a secondo ora, cioè proprio la roba proprio che, e mi guardavano. E successe questa cosa che poi vi spiego, cioè mo la spiego, poi capirete perché la sto spiegando, che praticamente cioè una guaglione, cioè per me una ragazza con i capelli a caschetto, bella buona, cioè quando ti trasetti una cosa, vieni qua, vieni qua, cioè, ma che sei boh, cioè, no, vieni, siediti vicino a me, cioè, ma subito, proprio all'esordio, cioè, cazzo, ma che sei boh, fa subito so, fa stare vicino, con un po' vicino, capette che erano compagni romi, cioè, è un uomo, ecco, non era un, che poi è diventato un grande mio amico, ma fosse Domito, adesso, cioè, penso che conosciuto perché l'ha già nominato, ci però su figli e bucchini di Domito tenevi i capelli a caschetto e parevano poco femmine perché tenevi questi capelli di capro, io erano poco scioccato, ecco, il si va a basciare tutto, io l'ero pigliato per una femmina e dice, cazzo, io disse, già poco a stare vicino a poi invece era Domenico, questo amico mio. Allora, come sempre che con cazzo, mentre sto facendo una live, ma tagliamo con casa caruto, quindi getterò il telefono, madonna mia, la città dove era su sfranduamento del muro. Comunque questo è stato il primo anno che mi ricordo di scuola, poi ce ne sono stati tanti altri, però questo qua mi è rimasto impresso perché poi ho fatto amicizia con Domito, che all'inizio l'hai pigliato per una femmina, quindi questo. Vabbè, comunque, andiamo avanti. So. Stefano Sibilo c'era il nostro tronista, bello, quando lei si fa che manco cazzo, sono bella. Licmo Bastone, ecco qua è partito. Pezzotto, l'origine, questo si chiama così, l'origine, una cosa che... Robertus, l'uomo più nire, che venne nei fazzoletto o semaforo insieme a Gennaro, l'unico... perché ci possono stare i virgole, cioè per me è difficile leggere, quindi io devo... Ve lo ripeto perché la già leggere. Allora, Pezzotto, l'origine, ok, questo è il titolo. Robertus, l'uomo più nire, che venne nei fazzoletto o semaforo, insieme a Gennaro, l'unico a sparare patatine le bonne rucule e Pascal Sparaloff e pianure, sconfiggono la pereta imbalsamata da mamma Facebook. Ecco, questa è la trama più o meno di questo nuovo film di Alec Bassolo, che poi continuerà, perché poi lui continua nei commenti, spero. E quindi vabbè, comunque Giovanni Borrelli, Cero Sikistan, Alessia Marcuzzi, salute e famiglia, ma ci venevo tutto quanto casa caro, no, ci scifate proprio, quindi non voglio partecipare più a quel concorso di quella tizzacchione di Alessi, come si chiama? Alessia Marcuzzi, perché c'ha cagato cazzo e non lo voglio fare più. Tony e Manu, che chi è Tony Granata, nato qua cagazzo, esagerato, quando ci vogliamo vedere, chi lo mi sfrutto, ma perché no, che chi lavora facciamo avere, perché poi mi fanno un piezzino video, ma tra l'altro, ne approfitto perché io già ci sempre si sto a muovere, allora, una parodia che stiamo girando, che stiamo facendo oramai un anno, che stiamo facendo questa parodia, vabbè, non l'abbiamo potuta completare perché abbiamo fatto i viaggi con furore, poi c'è stato l'estate per me, sta andando con le cazzo, però ora è proprio finita, l'abbiamo registrata, Veciez sta ancora facendo pochi montaggi, ma comunque è finita, però vi dico pure un'altra cosa, vi dico, oggi fatto aspettare tutto questo tempo, però finalmente sì, questa è una di parodia, veramente bella, ve la faccio vedere. Però tra l'altro c'è sta pure una parodia che abbiamo fatto fa, ma in 4-5 giorni ci siamo messi, abbiamo registrato un'altra parodia, quindi usciranno 2 parodie, voglio dire solo questo perché cioè faccio aspettare un sacco di tempo per fare una canzone che un sacco di tempo che non facciamo una parodia, però mo ne escono 2 a fanbook, non subito c'è proprio una retanata, ma quasi, nel senso voglio far uscire una, se tutto va bene questa settimana, se tutto va bene, è nata settimana prossima, lo fa capire proprio a livello di proprio casa carutaggine, ma e comunque 2 parodie, voglio dire, quindi un vero loro perché stiamo a 4-5 giorni sbagliando e quindi sono contento di dirvi questa cosa a voi della live. Allora, Lorenzo Calò,
Ti ho già raccontato in chat che sono stato in vacanza a Recco, provincia di Genova, e lì manca l'MD. Ci sono un Carrefour, una Coop e un Ecom, una barzelletta tipici, ci sono un francese, un italiano e un giapponese. Ci sono un Carrefour, una Coop e un Ecom, una catena di supermercati liguri. Fai un appello qui in diretta ad alta voce, non ti fa sentire la moglie e dai vicini dei tuoi, che a Recco deve starci un MD, cita pure Roberto, che a me piace, perché mi fa sfida con Furore, che ci fa Gianluca, ecco. Ma ce lo faremo un MD là sicuramente, ma figurati. Allora, Daniela Petrillo, Fabio, buonasera, non ti piglia colore, ma vogliamo Massimo Troi, si capisce a me. Daniela Petrillo, allora mi destra, che io ho fatto tanto per tenere a cose, e tanto zitta, aspetta, fra poco, non mi fa parlare, porca puttana. Pierluigi Ilario, è un piacere comunque che hai fatto più con il contratto pubblicitario, è un piacere comunque che hai fatto più con il contratto pubblicitario con l'MD. Io ci ho provato a fare una pubblicità, ma se ti ricordi ti mandai gli screen della conversione dell'MD, non hai capito, cioè non hai fatto niente, sicuramente non ho fatto niente, ma non mi ricordo sul fatto degli screen che tu ci hai mandato della conversione con l'MD, questo non mi ricordo di cosa stai parlando, ti dico la verità, forse mi stai parlando pure un gol, effettivamente. Luigio, che si chiama Fabri o Luigio, va bene, così, o tengono un muschio vicino no, proprio. Ah no, Luigi 6, pensano proprio, era letto Luigi, pensano, vabbè. Fabio, ma perché stai facendo crescere la barba e l'effetto era troppa casato cola, no? Oramai io, cioè, questa barba oramai, guarda, sarà difficile toglierla, perché mi sono abituato alla tenere, non è che mi sto facendo crescere, sembra la stessa più o meno. E quindi non lo so, si maleve, non lo so, ma mi sono abituato. Chissà, tipo Antonio Palmetti, grazie, ce lo pare Dan Blizzeria, non so se sono conosciuti a Dan Filufiglie, Bucchini, Cassachini, Femme, che giustamente ne ha di barba, vabbè, ma veramente fosse Amarone, fosse Daniel. Gaspare Ricciardi, sei mai stato oggetto di scherno, attenzione, scherno, cioè non tutti secondo me, da parte dei compagni tuoi per vero fatto che la moglie è troppa tosta, addirittura queste domande che non erano mai arrivate. No, sinceramente no, ti dico proprio la verità, non è stato mai detta questa cosa, sei il primo che mi stai facendo oggetto di scherno per questa cosa. Ti ringrazio che mi hai detto che mia moglie è una bella ragazza, per carità. Roberto D'Acunzo, non è che voglio leggere, vabbè, però solo ce ne sembra a te, quindi vado un attimo indietro. Vale Canazao, giustamente c'ero spaccato questi pili sotto ascello, mi devi scusare se si intravede poco rupili sotto ascello, ma in tenga maglietta stasera ancora ci possiamo permettere di stare senza magliette, ancora per poco, perché fra poco già si sta votando poco tempo, quindi tra poco mi metto la maglietta, non mi preoccupo. Allora, sto andando indietro per pescare qualche commento. Chi sta di fatto quale mezza gallina? Questa era tipo, no, vabbè, i commenti stanno a roba, li posso rinnovare. Deppo Web, cioè, se ti metti a barba, posso ricapire, fai più bella figura, questo è vero, ti ricapita veramente, non è che mi cresce assai a barba, però anche i capelli mi crescono assai, quindi la tua pensata non è proprio malamente. Annibale Rossi, ce l'ho a quest'ora, domani sera io e Gaetano Scognamiglio saremo a Firenze, al concerto di David Gilmour, Pink Floyd, c'è una parentesi perché non sapevi chi è. Auguraci buona fortuna per un incontro. Può darsi come ci porta fortuna, ma perché mai c'è, ma va arrivato la Maroni Lax, sì, che la might ranch, amo la cura che rimane come asco, chi sta pure tu, dammi gli auguri che tu incontri a cui, ma io te lo auguro. Però che non lo so, ma mette una responsabilità in quello che non mi sento comunque spero che lo incontri, cioè, Gaetano Piacente, non parlate male di Gallino che zio Fabrizio Ciallucca, ma chi è che sta parlando male di Gallino? Scusa, non mi sembra di aver letto nulla contro il sommo. Vabbè, mai messi 33 Zizzacchiuna si sulla una Zizzacchiuna insieme a così a Zizzacchio, poi partono cori all'improvviso, vabbè. Chi è? Giovanni Borrelli dice c'è mai piace una sospensione a scuola? Sì, la GPA anche tante, però me ne ricordo una che GPA molto particolare, Caniurn, tipo a secondo orsi per religione e i manietti, cioè manietti proprio a casa, direttamente a casa, ma così pigliare, cioè, magari a secondo religione, cioè, in modo ci fa strada, e manietti a casa. E però c'è poi, secondo me se ne accorge, non capo a me, no? Secondo me non se ne accorgeranno che mi sono chiuso a casa. Invece se ne accorgettero e mi sospesero, quindi questa sospensione me la ricordo, però aggiungo altre sospensioni, ma mai che ha fatto chissà che cosa. Però se può costruire più o meno, ma mai proprio, però sempre costruire. A me a scuola mi piaceva, a me è piaciuta la scuola, cioè mi piaceva perché c'era quell'ambiente che tu stivi insieme ai guaglioni, cose, però dopodiché a me a scuola mi ha sempre tutto. Se sento pochi fatam, dice Tony e Manu, no, assolutamente mi ha fatto la doccia, quindi è anche abbastanza impossibile, a parte che non si potesse sentire in computer, ovvio, però veramente mi ha fatto la doccia.
Ma si numero fatta dolce lo diceva. Allora, la wall era del web, chissà addirittura si è chiamato proprio così. Fabrizio, ti farò fare un esperimento molto complicato, cioè che si chiama così, la wall era del web, non l'ho detto io, è proprio il suo nome. Ti farò fare un esperimento, molto complicato. Prendi una penna e un pennarello, va bene pure una matita, infilate nell'ama, ma chissà, è proprio una latrina, su figlio. Tipo leg pure, fai una scorreggia, se non ti viene, premi la penna e falla arrivare in fondo e poi torni su tutta sangue di scusatemi, ma questo è un po' scostumatello. Lorenzo Calone, la canzone Sadness, la pronuncia Sadness degli Enigma, sembra che dica oh mazzichi da ma stasera state proprio è stato volgare, cioè Iso, pure Iso poco, però vabbè, non so a cosa si stai riferendo, ma stai parlando di canzoni Travis, no, quelle canzoni che si stanno portando, mo che parlano che dicono cose in inglese, cioè dicono in inglese, però pare che dicono parole in italiano oppure in napoletano, e so che cazzo, quelle canzoni sono molto belle. Allora Pellegrino, cioè, grazie per avermi salutato, poi farò vedere la live domani a mia mamma. No, ma figurati, grazie a te, cioè, a te mi dispiace che ho fatto mamma e non che è caduta e si è fatto male, questo mi dispiace. E quindi mi dispiace che tua mamma debba fare la nottata, e vabbè. Ted Red Griffin, cioè non mi riferivo a te il fatto di Waller del web, ma uno che si chiama così, no, infatti poi Roppa ci capito, no, io pensavo addirittura tu hai visto Waller del web e chi si deve buone pigliate essere fatto un contatto che si chiama Waller del web, invece è nata prima il contatto Waller del web, poi tu stavi avendo con Waller, ma mo oggi capito, scusami tu se non ho capito io. Roberto D'Aguzzo sa che ma censurai live, no, però qua figuriamoci, questo sarà qualche grande casa caruta che giustamente si vuole far notare, ma noi siamo qui tranquilli e basta, queste no, scusate, la nostra giornata cosa è. Comunque, all'Icmo Bassun regna, ma non lo vedo all'Icmo Bassun. Pensavo che continuasse quella storia di l'origine, là, come cazzo si chiamava il film, non è continuata più. Vabbè, Vale Catanzaro dice: Tony, ma fossi tu Fiat? Guarda che questo non è da scartare, questa ipotesi che Tony ci fai da scegliere, lo posso dire qua davanti alle telecamere, diciamo, della mia webcam. Tony Granata, io meglio che non dico lì. Comunque. Andrew 97, cioè, ma ci guadagni su YouTube, ci guadagnavo un po' su YouTube sinceramente fino a un paio di annetti fa, ma mo non più perché non lo so proprio trattare più YouTube perché purtroppo non mangio poco tutto cazzo, dico proprio la verità, perché poi gli devi stare molto dietro a YouTube, devi veramente fare un sacco di video e devi fare anche video che vengano visualizzati, perché più visualizzazione fai più soldi pigli, perché se non pigli manco un cazzo, quindi alla fine questo è quanto. La wallet del web, eccolo qua, allora prima non stava pazza Fabri Pamoretti, sto paziendo, non ti voglio magari rispetto perché io esco pazzo per te, poi io non offenderei mai il figlio del sommo, no? Ma io ero sicuro che, perché di solito quando facciamo la live siamo sempre abbastanza educati, abbastanza, quindi ero sicuro che tu eri solo belle potere via da capo, quindi siamo tornati in noi, quindi sono contento e io ti perdono assolutamente, ma non c'era manco bisogno che ti scusassi. Vale Catanzaro, scusami Fabri, mia sorella si è affacciata al mio computer e vira a te che a barba longa, senza maglietta, principalmente magliechista. Io ti presento il principe delle case cadute, scusami, sorella di Valentina, se giustamente tu mi vedi a così molto paranzata, no? Vicino alla... Non ci fa caso, io perché fa cover sto senza maglietta, non perché io sia pazzo. Ecco, a barba è barba, la tengo perché ormai mi ha fatto crescere, quindi non ti spaventare, sono buono, non ti preoccupare. Antonio Palmenti dicevo a me che tu sei che femmina che ci fai un baffo a chi lo cornuto e dan no mamma ma fosse la maronna cioè Dan Blizzerian è quello che c'è sta poca fa dobbiamo inchinarci a questo dio delle donne che esiste all'epoca quando era più guaglione possiamo dire che però a livelli di Dan Blizzerian vabbè. Pierluigi Ilario invia un messaggio alla pagina dell'MD dicendo che dovevano fare la pubblicità delle loro risposte. Ah, loro risposero pure e io ti inviai. Ah, sì, mi ricordo su fatto, mi fatto sì, Catucci mandasse su fatto, cioè da fare pubblicità c'è errore perché is una cosa, sì, e mi mandassi gli screen, ma me lo ricordo. All'inizio non avevo capito bene quello che avevi detto, però ora mi ricordo. Chissà c'era, ma sta patente ce la pigliamo o no? Io vedo ogni tanto spunta questa cosa che voi volete che io mi piglia la patente. Cioè, Ricky, no, ma non la voglio pigliare io, ma la volete far pigliare pure a me. Cioè, non lo so, non capisco questa. Mi fa piacere che vi interessate dei miei spostamenti, delle mie cose, però vi preoccupato, quando mi voglio pigliare la piglia, ma per ora non è ancora come te ci fa capire, ma voglio pigliare, che ti fai cazzo, dico non me la voglio, però non mi serve, non mi piace, mi fa stare, basta. Allora,
Grazie che hai risposto, è simpaticissimo, l'ha già persa uno che ha mai detto una cosa, non ho capito che. Vai. Roberto da Cunz diceva a Francia quando hai fatta foto a Parigi, grandissimo Roberto, ma tu sei tu, Roberto, io non so se l'avete visto, ho pubblicato una foto che lui ha preso la busta dell'MD, si è messo sotto la Torre Eiffel e si è fatta la fotografia, io ha spaccato proprio a livelli ve lo dico perché è stato un grande. Tra l'altro me l'aveva pure detto, ha detto guarda che io andrò a Parigi e ti farò una foto con la busta dell'MD sotto la Torre Eiffel. Voglio detto fatto, quindi Roberto D'Amuso un grande, quindi continuo a leggere come se una coppia pugliese che guardavo come che e io senza scuola mostravo la nostra bandiera, veramente sei un grande. Roberto, ma Roberto frate, ma tu per me sei uno, cioè proprio entri proprio di diritto a far parte proprio della dirigenza degli scaffalisti uniti dell'MD, cioè lo dico proprio così, proprio innanzitutto che lo meriti, che hai fatto per me è rudato, cioè busto dell'MD sotto la Torre Eiffel, cioè sono foto da poster secondo me che hai messo a mettere in una mia eventuale stanza a New York, che io mi un ufficio, proprio sai, tipo un ufficio di casa Caruto, una cosa, ma ci mette a parte il poster di Roberto Callino proprio diciamo 6x3 a fare vicino muro proprio in dimensioni umane, anche più di umane, e poi ci mette pure la fotografia tua là, perché vabbè, quante foto ci sarebbe da mettere sull'MD dopo i mura di questo ipotetico ufficio, vabbè comunque. Antonio Pellegrini, ce lo stasera venendo a piedi dall'ospedale sono passato per l'MD, ho comprato il pesto e il tortino di patate, attenzione che il tortino di patate la gisse pure io, costa tipo 2,50 euro e mi fanno fame quando vedo, che cosa pure io, qualche giorno che pure faccio sta pazzaria e muccatta, no? E la casa d'ocola che non poteva mancare, stasera ci si scassata proprio un tortino di patate, che io poi me la mangiato, però non era dell'MD, sono sincero, perché l'ha fatto mia mamma. Comunque stasera si scassa tortino, casa d'ocola e poi che pesto che pure non è malo questo. Dice, sono migliorati, perché ti ricordi 2 o 3 anni fa, ma cattivo questo all'MD, mi piaceva. Invece poi l'ha cercata poco tempo fa e sinceramente c'è stato un miglioramento del pesto, voglio dire qua, ma quasi da dice perché c'è stato un miglioramento. Vale Carazzaro, giovedì fa benvenuti al nord su canale 5, sì, ma ci benvenuti al sud, benvenuti al nord ancora su Cazzimuri, magari me lo vedo perché allora intanto sta facendo quasi l'orario che io vi ricordo per chi non ci stava seguendo all'inizio, in pratica c'è sta mo tra su Guaglione che a me mi ha colpito veramente, su mi ha colpito e poi voglio far conoscere perché a me il suo mi ha colpito, poi capirete perché. Intanto voglio andare a vedere un attimo quanti ne siamo, perché stasera ci c'era subito a vedere quando ne siamo, di solito è il mio vizio, è mia abitudine andare a vedere sempre quando ne siamo in diretta, proprio se sto rubando cazzo, se sto ammusciando la wall, addirittura zero spettatori sta scritto, boh, mo sta caricando, perché il computer mi è proprio una valuta, e quindi si sta un attimo, boh, ma si è fatto schema bianco, cose proprio assurde, mi dice sempre zero spettatori, vabbè, meglio che non potevo proprio, possibile che siamo zero, perché se non so da dove verrebbero i commenti, comunque, vabbè, sta parlando male. Aspettate un attimo. Ah no, siamo 50, a posto, ci ma come zero spettatori, faccio su soli. Comunque 50 spettatori grandi, ci siamo tutti quanti là, sempre i soliti, alla fine siamo sempre quella oramai siamo proprio una bandi per i proof che stiamo là e tutto questo. Vabbè, comunque andiamo avanti, adesso fra poco si fa quell'orario che. Oh, all'Icmo Bassona, ha fatto un altro film, scusa, Agente MD, Carly Man conosciuto a livello internazionale, tra parentesi, sul a da mamma e a Dupat, mentre si stava sentendo canzoni in andomariano, attenzione, con le cuffie Sonia, attenzione per chi lo sa, venne fermata a Durui con Addiana, no problem, finiranno che palla mocca, attenzione, c'è stato un finale proprio di quelli abbastanza di sorpresa, attenzione, veramente è un grande, io lì come passione è un grande, c'è stato manca poco che io veramente lo ingaggio per fare i video a presa a noi perché oramai già sono mesi che scrive cose, oramai merita questa promozione, ma non so, guardi, proprio ditemelo voi, ma per me lui merita. Chissà, giustamente ci fa prima Tattici e Tamarici, ma lo conoscono a Parigi, non mi conoscono, però io conosco un amico mio a Parigi che saluto, si chiama Fabio Marra, la grande latrina che ma non mi sta vedendo, quindi posso dirlo poi tanto non mi sta vedendo. Daniela Petrillo, Giuseppe, comunque sono la fidanzata, addirittura capo parlato fra due, non che sta dicendo, vabbè. Ecco che oggi capitavo, ora ho capito perché sta dicendo questa frase qua, voi capirete.
Comunque, io voglio dire a questa, perché non voglio giorno, vabbè no, poi c'è Emanuele, si chiama sto che deve entrare mo nella live. Manuele, si potrà, si tras, perché io ti ho inviato quello che ti dovevo inviare, quindi se riesci a entrare, e poi se non riesci, cioè, parliamo un po' a Facebook, questo dici, se mi c'è qualche problema e non riesci a entrare, scrivimi su Facebook ora, Emanuele, che tu stai quasi per entrare, anzi, si dice, fai tra si tras, come te faccio capire, per me già è arrivato il momento che tu puoi entrare, se no io ti invito questo link che io ti devo inviare per farti entrare. Aspetta un attimo, scusate, ma voglio sto parlando su Manuele che però deve entrare, quindi voglio far sì che tutto riesca per il meglio, come non è mai riuscito quando è invitato a qualcuno da live. Sento una voce? No, su io oramai sono proprio fuori dalla casa di voce addirittura, ma no, pensavo che era entrato Emanuele, invece no. Vabbè, io sto staccando. Emanuele, tu stai in linea, io guarda, sto con sto pure scrivendo coppa a Facebook per capire se tu stai là, se stai aspettando, se si cazzi tra sì, perché capitano queste cose. Quindi io da scritto mi stai cagando proprio. Ecco qua, sto seguendo, ecco qua. Adesso provo, benissimo, provo perché io ti voglio fare entrare. Questo Guaglione è molto... mi ha colpito a me questo Guaglione, perché ha fatto un video un paio di settimane fa, forse tre, non mi ricordo, e poi faccio capire perché mi ha colpito, perché veramente... Vabbè, mi ha colpito proprio per un fatto che a me piace, no? Poi vediamo se riesce a entrare. Allora, scusate pure si tengono cazzi raffreddori, questa è una cosa assurda, perché per tenere un male in orecchie esagerato, in azione, ma ci piace antibiotico, e tutti i Manuel, Fabri, ma senta? io ti sento, tu mi senti? Io ti sento proprio una bellezza. Ok, a posto allora. Come Sono stai, entrato. Manuel? Bene, tutto bene. Aspetta, sente buono. Mi senti? E si modo sente buono. Ok. Ha detto come stai? Bene, bene, tu sei a posto. Io sono buono, Manuel, lui si chiama Manuele, anche, non senti più. Fabri, ti sto Manuel, un mi po' sente sempre? parlando, ti sento poco indifferito. Ma allora tu innanzitutto, se tu si stai vedendo la live, aga la voce la live, perché sennò tu senti Già la ci voce a faccio. me, tu... Tu ci ho fatto. Ah, ok. Già ci Quindi poi faccio bene. mi senti un po' indifferita, perché lo chiamami YouTube pure un zuccolone, quello è. Niente, è qua. Sono a posto, già ho abbassato tutto, ho finito, dopo avevamo problemi con la voce. No, no, no. Ok. Sì, Manuele, io voglio dire una cosa, perché è inutile che mo tu ti faccia la presentazione, tu cioè, fa direttamente quello che hai già visto, no? Quando ti aggiusti lui, no? Fallo direttamente, così ci faccio capire perché tu stai qua, perché mi piaci, no? Ok, allora, innanzitutto buonasera a tutti quanti. Sono qua perché Fabrizio ha detto, sto caricando dei video dove spero si sente, dove invita Massimo Troisi, che è un grande della comicità napoletana, non so chi ha a dirlo, ma lo dicono tutti quanti. E niente, che sei, ho cominciato a fare i video e fino a mo stanno andando buono. Poi Fabrizio poi mi ha invitato a fare su live, che per me è stata una soddisfazione, perché poi ho visto tutte le 73 puntate, no? E visto che segui sempre, allora, e se per me è stata una soddisfazione a trasì una live di Cerro. Niente, va giù, come potete vedere, poi sono un rupuzzotto l'MT e niente. Grande, Manuele, si sforza, fa. Mi piace già passare questa parte, mi fa morire. Tu fai, ma tu fai proprio buono, vero? Io te la git, la git, cioè, fai proprio una cosa incredibile, veramente lo fai buono, veramente lo fai bene. Lo fai proprio bene. Mi Fa impressione, ringrazio. fa impressione, guarda. Che cazzo, troppo bello. No, perché vabbè, ma io mo ce lo dico. Comunque, ho detto su di Emanuele, che si mi sa, no, sti va via Roma, lo stivo. Sì, chiaro, via Toledo, là. E si facendo si facendo al massimo, si facendo, non si sentiva bene il video, non si vedeva tanto bene, perché era un po', sai, che telefonine, un po' mosso. Lontano, era pure lontano, perciò non si sentiva tanto bene. Sì. Bravo. Invece, mo quando hai fatto là di video,
che stavi tu nella stanzetta, stavi più così, che si sentivano meglio, si vedevano buono, no? Si sentivano meglio, proprio l'audio. Mm. E quindi là, cioè, per me rendeva di più, rendeva più... Ma proprio mi si applicati a sentire, ma mi si applicati proprio a sentire la voce, ma mi si sentire... È veramente impressionante, ma io penso che non dico solo io, perché poi te l'hai scritto con cioè non te lo dirò da solo, cioè solista, penso che tu dici molto, secondo me dai buffatura a wall, che diceva, che diceva pure, capito cosa c'è? No, Sempre soddisfazione. no, sono soddisfatto, ma allora, per esempio, cioè, nonostante per poi t'agiti pure che per esempio stanno certi fatti che secondo me ti agita poco, ovviamente l'altro quando parliamo, no? Cioè, guarda, tu puoi fare meglio sui tempi, tu giustamente metti, ma quella è una cosa molto difficile, che i figli che hanno, poi te ne vedi tempo suoi, no? E che sono quasi ineguagliabili, però tu ti avvicini tanto, perciò dico, cioè la voce proprio è una cosa incredibile, proprio il tremolio, guarda, quello non è facile, c'è proprio il tremolio della voce Trois, no? Ma tu fai proprio, cioè, ma veramente quasi, quasi uguale. A me mi sembra così, poi non lo so, voglio tu, perché io sono... Ma questo è quello che sto cercando di vedere che nei commenti. Io ho fatto una grande figura di casa caruta e non vorrei. No, ma infatti, boh, tu sai, no, guarda, live come la facciamo noi, cioè stiamo che commenti, no? Facciamo il live che i leggi con me, quindi mo sto veramente sto leggendo i commenti, perché voglio capire se siano fatti mica a me, ma io poi non è, sicuramente non è un fatto mio, perché poi ci si commenta in dei video tuoi, ci si comunque si tieni qualcuno che te lo dicono, no? Che ci somigli, quindi... Però, cioè, io cazzo, io sto a trovare, cioè, a me mi piace, mo vedo, ma l'ho sempre visto, quindi lo conosco buono, no? Cioè, lo conosco bene nei video, cioè, come da ci fa capire, mo vedo, ci facciamo, no? E quindi per me lo fai buono. No, Sto ma cercando di infatti, leggere i commenti. su fatti è stato pure un fa, cioè, fa conoscere un po' a Troisi, non so che lo, che stanno tante guaglione, no? Che usano però solo i parlare, però non hanno mai visto un film, non sanno mai cose che come vengono normali, cioè, non sanno mai niente. Sanno solo perché quando per esempio qualcuno parla in Napoli, mette a Insta, tu guarda Totò in mezzo e allora i guaglioni non si vanno a concentrare. E sanno solo Massimo Troisi perché poi questo è un dono che mi hanno fatto, non so come l'ha già capito. E niente, e allora cerco di rendere omaggio a questo grande guaglione che è Fai buono. lui. Fai buono perché sai, pure immagino, ultimamente mi sono posto sto fatto, ma è possibile mai che, cioè, vabbè, perché tu quando anni, ma no, scusa. Io tengo 16 anni. Tu poi infatti ti dicevo, ma come fai a conoscere? Nel senso che tu tieni 16 anni, cioè, è morto tipo 21 anni fa, 22, non mi Sì, ricordo. 22, 22, sì. Però tu per esempio, vabbè, io sto forza i genitori tuoi, io sto forza la televisione, te l'hai vista, no? Perché... Però ci sta pure veramente chi non lo conosce proprio. Sa proprio chi non lo Sta conosce gente a proprio. Napoli che è impressionante, come fanno a non conoscere uno come me? Cioè, bah, non lo so, ma ci provo. Stai proprio dove è salaggio, ma stai proprio... Vabbè, perché a volte me ne pure spontaneo. Tipo a Napoli, là era stata una cosa spontanea, mi ho detto proprio a voce. Facendo sempre già, ma in spontanea a volte rispondo proprio così. Poi sto facendo apposta, però a volte è spontaneo. Allora lo fa morire perché ora pare che io sto parlando di una cosa incredibile. Incredibile. Facendo il testa, ma con là di là, stava... Eh, un attimo, pensi alla città, ora sto parlando con te. Un sogno proprio sarebbe una cosa. Ma l'ho fatto, troppo bella. Guarda, il capello lo tiene, no, sto cercando di capire se poi ci somiglia pure fisicamente, no? Se puoi fare qualcosa fisicamente. Il capello lo tiene Ma c'è, sai, proprio. un Eh? capello sto cercando di muovere un po' riccio. Che lo Eh, fa somigliare a me. Poi fisicamente no, proprio che si può, ma sia così, che non va, che si a volte fai certi cose. Per esempio, chi leva che un miracolo in da chiesa, no? E chi l'ha sciuto pazzo, no? Chi l'aspetta un miracolo che le cresce la mano, no? Cioè, in modo che ci sono una brava persona, sempre faticato, onesto, non è possibile, ma adesso questi cammini. E aspetta un miracolo che le cresce la mano, capito? Questo è poi sta scena pazzo proprio. Niente, bello. ti ho fatto una spezzone per non rubarti poi tutta la live, perché giustamente. No, ma sai quando ne può fare? Sai quando ne può fare? Che ci stanno, vabbè, ma tu già l'avrai pensato ovviamente e stai preparando pure secondo me. No, ma
dovevo mettere un video sabato, però ho avuto dei problemi con il montaggio e quindi penso di metterlo domani. Un video che mi hanno chiesto in tanti, perciò. Sì. No, se del genere, Valentina Catanzaro, io non l'ho visto i film di Troisi, ho visto solo il postino e per quanto mi posso ricordare, Emanuele lo sa imitare molto bene. No, poi ci dice a Valeria che a Valentina, Kate, Emanuele, scusami. Ringrazio Valerio, ma ringrazio tutti quelli che stanno commentando e niente, sono No, sempre no, soddisfazione. sì, no, ma io penso che a parte il canale tuo che si chiama Emanuele Troisi, poi lo dico qua perché ci si Vabbè, vanno. l'ho aperto adesso per fare la live, ma sono più attivo sulla pagina Facebook che ha il suo stesso nome, cioè ha il nome del canale. L'ho Ah, si aperto chiama giusto. Emanuele Troisi, proprio la pagina tua si chiama così. Sì, Manuela Troisi proprio, sì. Tu perché tu poi ti sei fatto la pagina, perché non li metti Mi sul hanno tuo. spinto a fare la pagina per fargli poche roba. Anche perché poi, sai, nel profilo principale, poi ognuno parla dei fatti suoi. Se poi uno è conosciuto come Troisi, vedi che uno si fa la pagina e dice se tu vuoi a Troisi, se capo, l'account personale è un'altra cosa, ecco. Ah, boh, ti sei fatta la pagina. Ah, boh, comunque si chiama Emanuele Troisi la pagina tua. Cioè, Quando sì, vedo... magari deve avere i video. Quando ne hai fatti? Fino a 3-4 più o meno. sì, 4 più o meno, sì. Ho 4-5. iniziato... E ne stai preparando un altro, ovviamente. Sì, ho preparato un altro. Cerco almeno di mettere un video, massimo 2 video a settimana, per mantenere la pagina attiva. È difficile, perché imparare le scene, i gesti, la voce, perché poi non te sembra la stessa voce, cioè sai essere bravo pure a imitare la voce che lui perché poi ognuno ci mette le emozioni da voce, no? Allora, sa di essere bravo, e quindi è un po' difficile a fare 2 video in una settimana. E cerco Hai, sempre di imparare un po'. hai ragione, hai ragione. No, no, non è facile, ma assolutamente, ma pure uno. Quindi, anzi. No, ma tu continua ovviamente, perché ma quando la gente dice, mannaggia, migliora, perché comunque cioè, già lo fai buono, ma se ti metti, secondo me lo fai ancora meglio. Quindi, bella, no, ma io proprio sai, quando tu mi scriviste, io già ero pensato, quando vidi proprio il video, certo, mi dai su, io la già vedendo la live, io poi raramente invito le persone alla live, ma non per cocco, perché, perché a parte che non sai ci fanno un cazzo che vicino, e poi mi grippa e qua lo faccio solo guai, dopo non fai guai, qualche po' l'ha già fatto, per invitare qualcuno può uscire ad invitarlo, oppure 3 ore, oh, ma siete, la live finiva così, invece perché mi pare di aver capito come si fa, e quindi però sono contento perché poi ho veramente parato, però uno poi sai uno ti conosce poco di più, no? Vabbè non si massacra, siamo una cinquantina non siamo, però pure una Pochi, cinquantina come? pochi ma buoni, dica. No, boh, buono, non so, siamo una franca casa che tu lo sai, no? Quindi non è. Però, Dai, però a me uno ha scoperto a Manuele, no? E te vedi, però a me mi faceva piacere proprio di conoscere, poi, al di là di questo, perché da proprio parlare. a me è un'emozione ancora più grande conoscere a te, dai No, io città. sono scemo, ma a me figurati, a me mi fa più emozionare tu secondo me. La festa- Oh, A me prima mi ha fatto emozionare quando parlavo, a un certo punto era detto, ma che mi hai scudato per un attimo, ho detto, ma che sto parlando qui. Bello, fra, bello veramente, bello veramente. Io poi ci stanno un sacco di loro che lo imitano, no? Ci sta, però io poi non li seguo tanto, perché forse all'epoca più seguivo qualcuno lo sapeva imitare molto bene, ad un te lo dico, ma anche i nom, perché secondo me ti dico veramente di piccerine non te le dico. Però poi da tempo non vedevo, poi da qualcuno che faceva. Ma chi è innamorata tu, Daniela Petrillo? Ti amo, Manu, ti amo. Sì. sì, penso di sì, perché il profilo della sorella, ma non so perché, non so perché sta scrivendo questi cose, ho pure avvisato di non fare niente, però. È emozionante. No, e qualcuno che scrive, come lo sa, se mettete mi piace, dai sulla pagina. Allora, Manuele è bravo, è inutile che una da fa dai a mettere mi piace. Cioè, se io la avrei perché che cazzo, ma non è che perché dai a mettere un mi piace, dai a mettere. A me mi piace, sì. Non so perché l'ha pure avvisato, no? Sì, No, ma casi. dico perché no, voglio fare, mica fa cazzare. Dico in generale, uno potrebbe dire, mo, da mettere, o potessi dire no, potessi dire, vabbè, voglio, mettete mi piace, tengo a papà. No, però, a titolo informativo, cioè, si basi che cazzo, mi pieghi i video tu, come ci fai capire? Quindi è inutile un mi piace, non so, avrei video, no? Ma a me, Perché, allora, a me cioè, o mi piace, a me basta che io riesca a ricordare Massimo Troisi e basta. Oh, tu mi metti capo. È pure più bello senza chiederlo. E tu, per esempio, quando hai commentato, no? Indagini che niente.
Allora, capisci, dice, bravo. beh, soddisfazione, poi dice, wow, tra tanti loro mi aiuta a fare un video mio, aiuta a fare, ha commentato, ciò che si soddisfazione, arrivano con calma, No, poi. no, bravo, quando vengono così, diceva, quando belle e buone, poi sono se meglio che possano un sacco di e poi sai, chiedono delle cose che tu a parte non le puoi fare, perché non ne può fare. E poi, sai, dici, ma scusa, ma perché mi ha piaciuto? Per forza che me lo dici tu, no? Ma mi ha piaciuto perché mi piace, no? Quindi a me mi è piaciuto perché mi piaceva, non me le hit tu, non me le mandate in chat. Nonostante io capisco che tanti guaglioni sono fanno ovviamente, ma io l'ho fatto pure io, infatti me ne pento un po', però 3-4 anni fa pure quando ho già cominciato a mandare i video, per dire, ah, via te, fammi sapere che ne però uno poi adesso sicuro sì, no? Adesso frate, ma a me mi piace su come l'hai fatto, a me cagua, poi ti piace, non ti piace, ma io l'hai fatto che mi piace. Quindi poi se deve venire vengono le cose, quindi questo è. Allora, Vabbè, è io una cosa di soddisfazione, quello che adesso. ah, ma è bello perché tu pigli soddisfazione quando fai queste cose che fai pure tu, cioè, pigli veramente soddisfazione. E fa niente, fa solo quello che sai, cioè, è bello, mi piace. È una cosa mia Cercare personale. sempre, Eh? cercare sempre di migliorare sempre di più, che c'è sempre da imparare. Ciò, allora, una... Ma parliamo più di Troisi, perché sennò capo ci ma tu hai visto che ti fa la Juve, però. Sì, sì, proprio vai. Aspetta, però, no, aspetta, ma ci parliamo più di Troisi, poi mi fatti a mente, ma ho fatto Napoli quando si fa Bonuzzac, pensi di sì, lo sai, no? Ho fatto quando si fa, hanno già Perché detto, se... quando Napoli giù Ah no, scudetto. hanno già detto che è una cosa bella per i napoletani. Allora, che bene a fare, Minamo, cioè, Minamo, che già ne hai detto, Minamo Panasmane. Bravo. Io perché poi io mi metto paura, no? Che per esempio chi sta seguendo la live, poi non so quando, io penso che mai quando hanno, cioè, penso per esempio Valentina, no? Per esempio Valentina Catanzaro, ma tengo caso, non so quando hanno te, cioè, me l'ha detto e conosce solo il postino, quindi per esempio lui si ricorda per esempio certe interviste, certe cose trovi, sì mi ricordo perché a me piace, però tengo sempre paura che tu per esempio puoi fare una può fare facilità, poi gli altri non conoscono, però le persone grandi sì, le persone un po' più grosse sì, si ricordano. Credo che hai fatto. E anche per questo, capi? Uno cerca di imitare pochi, cioè, in generale, no? Dice, ah, però muore prima, che documentano pochi che è su Massimo Troisi, e poi se ne rendono conto loro. Poi. Penso che veramente noi stasera diciamo, mi sa curiosità di aprire, perché chi non lo sapesse veramente, che si apre un film di Non lo Massimo so, perché Troisi. hanno delle notifiche su Facebook, quindi penso che siano loro. Quindi, Eh sì. A te che film ti piace di Troisi, per esempio? A me io lo so il mio preferito qual è, tu invece? il mio ricomincia da 3, pure mi è piaciuto tanto. Oppure Il Postino è più un film sentimentale, Eh più un sì. film che ha fatto, ma anche l'ultimo film, quindi prova se sta sempre che l'emozione che quando lo vede, c'è sempre chi lo fa. Sì, tu, Però però. ricomincio da tre, ti piace a te? Eh beh sì, poi tutti quanti su, però uno in particolare, chi? E te E Fabri, invece, quale ti piace? come? Quale ti piace? Ma a me piace a voi, ricomincio da tre mi piace, però per esempio a me scusate il ritardo, mi piace proprio passare. Non lo so perché, mi piace proprio passare. E infatti il prossimo video è una scena di scusate il ritardo. Poi ti fa Sì. spoiler, vero? Vabbè, vabbè, non fa niente, tanto mica tanto vedi quante scene ci sta. Però per esempio invece il pezzo che ti piace dietro è proprio un pezzo proprio, no? Che può essere un'intervista, può essere un monologo, può essere un pezzo in un film. Io per esempio tengo varie cose proprio forti, cioè che a me mi piacciono proprio assai. Ti dico solo, Dai. allora, il primo video che ho visto proprio è Eh, stato quando chiede nella smorfia lui e l'Arena, che poi dopo viene Enzo De Caro con San Gennaro, quando chiedono il terno a San Gennaro. Quello proprio mi ha fatto ridere e mi ha fatto appassionare ancora di più, poi documentandomi. Quella è stata proprio la mia prima scena di Massimo Troisi. Poi ci stanno sui 1000, 3000 video che mi piacciono. sì, no, a me ci sono fatti i problemi matematici, no? Ti ricordi tu Ah, hai fatto... la scena epica quando vedo un foglio e fa così e dice senti mai imparati questi contati Bravo. uno sa che farina coppa e lo va una parte invece no è logico che sa che farina si sciatano l'ove
è logico che mi chiedo, dicono, ma va a farlo operare, ma mi porti i soldi da puzzi e stiamo più tranquilli. Bravo. Infatti pure una cosa a mente, sai, Emanuele, fai un'idea, poi magari. C'è sta un maglione che fa, penso forse lo conosci su Facebook, fa l'imitazione di Nino D'Angelo. Sì, lo conosco. E mi Eh. commento anche lui il video, infatti lui è Matteo Vitolo. No, non mi ricordo un nome, forse sì, Matteo, però il cognome non me lo ricordo. Comunque sapevo, fa tale e quale, no? È uguale, c'ha proprio la parrucca, fa le serate, proprio tale e quale, no? Penso che parliamo della stessa persona. Sì, 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 ho capito che Nino E comunque, Esposito, la pagina là. bravo, 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 sai che ha fatto su Aglione, che fa ogni tanto, che mi piace, no? Cioè fa tipo proprio delle scenette, tipo c'è sta una tua Aglione che fa bombolo, che pure fa buono, e lui fa proprio queste scenette che faceva nei film di Nino D'Angelo, e fa proprio pesalo pesalo, no? E fa pesalo pesalo, cioè per esempio tu mo stai facendo i monologhi, no? Però magari, che ne sai, mo, va là trovare uno che fa le larine, però capite, si fa una cosa proprio così, ancora, prende ancora più valore quello che fa. Lo so, infatti il video che devo fare, che ho fatto, e che uscirà domani, spero, è quello della bottiglia, penso che lo conosci. Fammi ricordare. Quando fai, in sai se venga prima la bottiglia, dopo la bottiglia terzo, a roba una cascetta, non lo so io qual è la bottiglia su. Che ne pensavo fosse amore invece non Valessi, qual è? Scusate il ritardo, quando si lascia poi sta pure l'Ellarina. L'Ellarina poi venne lasciata rannamorato poi svedese, là, che lì... Ah, ok, ok, ok. Stanno a casa sulla. A casa... Sì, di Ok, Massimo. sì, E sì. Modi ha fatto quella scena, però giustamente uno che imita l'Ellarina non l'ho già trovato. Sto guardando con un compagno mio e cerco di... E... Che, vabbè, Circle, ma non deve essere forza Mobo Ricalella Rete perché è stato sua spalla per anni, ecco, però bisogna far capire le scene, qualche scena, capi che sa, c'è che sta cara la lettera, poi quella la lettera è monolo, no scusa la lettera, voglio dire, quella là della Camittu fa tre contadine, no? Quello è un monologo, c'è sta chi là che magna, ma alla fine non fanno un cazzo. Però sto pensando a cada scena che può fare con un più... cioè, proprio ricostruire, cioè che si Boris, ricostruire proprio che le scene che ha portato poi nel cinema italiano. Ma Che davano si in può gamba, fare? ma davano in mente qualcosa, già pensavo. Comunque, vabbè, comunque Manuel, che dai ci dici? Ti auguro tutto, vabbè, ma è inutile che tu ti chifa, cioè, tanto, oramai si è partito, sei partito. Fa sempre annà, fa sempre questa cosa, falla meglio possibile. Per me è bella la città che sei. Mi andava di fare venire qua in questa live. Ma mo si chiude la Magari, scuola oggi, tra l'altro. no, a me inizia giovedì, quindi Ciao, sono a vedi, posto. alla mia bici. Eh? Tutta la gente che ho visto stato, io oggi incomincio scuola, e io no, ciao Maria. A fa Boh, se fatti tutti i giorni fatto bene, no? Ecco, almeno studio un altro video in modo da farlo prima che inizi la scuola. Bravo, ci vorremmo tutto quanto, ecco qua. Ah, boh, Manuel, io ti auguro veramente, veramente, vabbè, in bocca al lupo, tanto ci si coppa a Facebook, tanto non hai Tanto bisogno manco di... abbiamo raggiunto la prima soddisfazione che Vale Catanzaro ha detto mi informerò meglio su Troisi e andrò a vedere anche i video di Emanuele. No. Ma Valentino Questo lo è fa. Valentina è un amante di Napoli, Valentina. Valentina è una... ci piace tutte cose in Napoli, è di Crotone, però ci segue a tutto quanto, chi fa i video in Napoli, ci piace Siani, proprio, partita di Siani. quartetto proprio Custiani, cioè non come? imitandolo, però mi piaceva. Non imitandolo, però mi piaceva Siani, quartetto proprio questo. Proprio, Eh, Siani, sai fare Siani, fammi sentire. no, Siani lo so, cioè, non va bene proprio. Andai. Ah, pensavo che lo sapevi fa, no? Pensavo che non ci No, capivi allora. no, dico perché poi cioè, dicono che sono simpatiche ecco, e allora capivi, partendo proprio dalla comicità napoletana, ci ho imparato proprio, capivi, asiani, poi parte Massimo Edoardo De Filippi, cioè ci ho fatto poche cose per migliorare sempre. Sì. No, hai fatto buone, fai bene. Vabbè, però trovi se ti riesce pure, vabbè. E che stai, niente, Manuele, che stai qua? Che te c'è dici? No, se vuoi rimanere con me qua, rimani qua, parliamo, stiamo qua, se no, figlio tu, tanto tu, mo sono le 10:30, di solito finisce alle 10:30, però se vuoi rimanere di 5 minuti, stiamo di 5 minuti in realtà. Questa è Meglio appena una stare cosa, perché
Per me ci sta problema, anzi, è un po'... cioè, sono calmo. Stiamo già di 5 minuti, allora, tranquillo. No, ma c'è qualcosa che sono proprio inguaiato, però. Non so se mi senti che sono tutto Sì. affogato, sono proprio inguaiato. Mi preoccupa che tengo pure la fredda, perché oggi stavo proprio... Sta terminando da sbattuto con un bagno di mallane, mi chiede essere che chi dà la macchina, di traffico. Che mi ucciso, proprio. Siamo proprio distrutto. Adoro abito, ma non è. Io a Caravita, cioè vicino a Cercola, frazione di Cercola. Come si chiama Caravita? Frazione di Cercola. Come si chiama Caravita? Caravita, sì, sì, proprio Caravita. Caravita, una frazione c'è non so se non mai sentito, da No, Caravita. è quasi sconosciuto. Cercola sì, più o meno, cioè, ci sono stato un po' mi ricordo, cioè, tempo fa, però Caravita no. Caravita no. Non ci può vedere. E vai a scuola stessa là, che parte là. A Ponticella, all'Archimede, cioè proprio più vicino. Come si chiama Archimede? Archimede, sì. C'è la Archimede. Gianneria. Stai o terzo, quarto più o meno. Terzo, terzo. O terzo. Cagami di cazzo a scuola, ma non prima sì. Ma Mamma dopo mia. un'ansia addosso, perché poi che non a Facebook quando rimane a scuola, rimane a scuola. Ma guarda, ma mi sicuramente l'ansia, come si sta a mattina, mi sono uscito come se vai a scuola. Che se ne può? No, ti è sciatato, no, non voglio a scuola, voglio dormire. Poi mi ha lasciato con un suono, no? Poi ero a scendere, no? Però mi sono svegliato con un sonno di quelli là che veramente mi ricordava all'epoca in cui andavo a scuola. Che tenevo un suono che io non volevo sapere niente. Cioè, volevo fare tutte cose, ma tranne ho fatto mi uscire a scuola. Top una botta in frutto, mamma, cagami di cazzo. Uno dice no, perché poi te ne pentirai quando... Ma ne ho, ma quando no? Ma quando no? Mamma, che struzzato, che dici? Certo, sì, ti No, manca un mo po'... va. Come? Ah, boh, ti manca perché poi sapere, sapere cosa così, però a livello di interrogazione, compiti in classe non mi manca niente. Oh, mamma mia, ma che cagamento di cazzo. È bello perché tu, per esempio, sai, comunque è bello quel gruppo di amicizie, quelle cose che tu stai nella classe, tutti i giorni, che gente, e magari nella vita poi, a meno che non fai un lavoro di ufficio, che ne sai, che stai con la gente, difficilmente poi ti ricapita, dipende dal lavoro che fai. Forse non ti capita più. Però è proprio un cagamento di cazzo. Mamma mia, ma no, il settamati, perché poi non lo so, ma poi abita a Pianura, non la conosci Pianura, Sì, penso. vabbè, me lo sono passato. No? Ah, boh, dici, non devi vedere niente, però comunque non è che è distante da fuori rotta, però io a fuori rotta a scuola, no? E quindi la mattina mi aveva solo tipo il 6, come la pigli un anno, vai, guarda, mi stavi in 8. Allora andare a scuola e te esci da notte, no? Dice, come va? Poi mi va qui 3 a notte, o un mio 3 ore. E A Napoli quindi che passano i pullman, a Napoli? che non passano i pullman. Allora, No, non per passavano esempio, pure. No, passavano pure, però cioè, tu sei uscito in un orario improbabile, era proprio troppo mattina, troppo fritta. No, già c'era proprio. Poi bordelli in umano, che poi tu sei in umano anche loro, no? La Comana proprio era tutto... impenetrabile, non te la potevi mai prendere, che la Comana sarebbe una specie di metropolitana che ci abbiamo qua. La conosci la Comana? Sì, lo sai, c'è da qua. È perché quella è una iri che sembra la Comana, ma quella poi è una cosa che sta qua, no? Diciamo piano 1, quarto, queste cose. Eh, quindi Madonna, mi comunque tengo un ricordo della scuola. Vai dalla riccia a volte, capi? È stato, per esempio, la da volte un incendio alla comune, non sai che succede. E allora, capito? Tramite notizie, può capisci? Vabbè, sì, con mi conosco la circumvesuviana, ma ci piace mezza volta, però la conosco di nome, no? La circumvesuviana. Come la gente che conosce Massimo Troisi per nome, cioè, che No, sta? no, stiamo sempre là. Mi stanno sempre là, ogni cosa. Ma io a parte tengo un sacco di collezioni qua a casa di DVD, di cassette, di cose Massimo. Poi c'è un sacco di libri, c'ho un sacco di libri di interviste su vabbè, che non sono autobiografiche, non l'ha mai fatta biografie, fondamentalmente. Però sai, di tante cose, tanti di ma scatta quando ero piccino, l'avevo fissa. Ehm, è stato forte, è stato forte, è stato Comunque, forte proprio. a volte mi rammarico pure, capito? Che vai, perché non sono nato che l'epoca là, però... No, vabbè, pure io ero piccolino, cioè nel senso me lo... Forse lui stava proprio nell'apice, però io ero piccolino, io mi ricordo mio padre, forse mi ha fatto qualche film, così, di Troisi, ma ero proprio piccolo. Però
sì, poi Muretti, io tenevo 11 anni più o meno quando Muretti era 11 anni più o meno. E quindi poi prima me la giocò tutto un po' caro, nel senso che mi sono visti i film dopo. Poi non so, ti capita, ma pure a te ti capiterà sicuramente. Per esempio, mi visti il postino, no? Tipo forse un mese fa. E me l'ero Su Sky, visto. dai. No, che non coppa cliccare la Streves, no? Fanno questi film. E quindi io me l'ero visto pure all'epoca, no? Quando c'è, a me già mi piaceva. Però forse ero troppo piccolino, io non lo capivo quel film, non mi facevo piangere, non mi ridevo, stava triste, non lo so. Invece l'ultima, poi col tempo me ne ha data sempre di più di tristezza quando me lo guardavo. Fino a che un mese fa, ma l'anno mi chiedesse, ma ci manca poco, piangevo. Ma non che io non pianga vicino ai figli, io piango vicino. Però, ma certo, proprio, guarda, uscivo a parlare. Se sta proprio, sai, che tu stai proprio con lui, cioè, no. E non mi è, Sì, me, io perché, posto eh? oppure loro che mettono che lì canzone sotto, poi ti viene in mente un ricordo, poi cose, allora poi alla fine al nostro amico Massimo là proprio Buono, ma io oh, secondo me penso che quando sei venuto al cinema chi era un po' più, sai, perché io penso che tu tieni 15 anni è difficile metterci anni, no? Che 15 anni non capi cazzo, più o meno un po' pure gli anni, però sai, stai pensando a tu cazzo, però invece sai, 30 anni, poi più riflessivo, allora sai, penso che a chi teneva questa età, stiamo al cinema quando si è visto questo film di Troisi è uscito che la cosa, ma secondo me è uscito con un magone là dentro, mamma, guardi, una cosa assurda. Assurdo. Con chi solo l'ultima volta che me lo sono visto, veramente mi sono commosso. Dopodiché a me postino, quando uno parla postino, poi sai, parla tutto quanto, poi, quando fa sempre cose quattro is, no, tu, no tu, però sa pochi può fare, sa dire, sa per cosa, non sa manco un cazzo. Sai, invece stavolta veramente mi ha commosso, stavolta mi ha proprio commosso. Bello. Poi capo che la canzone te lo dico però, che la canzone mamma mia, che esagerazione. malingonio, Presidente, sì, ti senti, no, dica malingonio proprio la canzone. mamma mia, fa paura che la colonna sonora, mamma, fa proprio paura. Ma pure usci, gli uno più bello, no, mamma mia, proprio. A lui che era così, era lui che era proprio un po', cioè, che la cosa malinconita, che la cosa bella, che la cosa. Soprattutto nell'ultimo film, sì. E beh, là si era malato, quindi stava proprio a morire. Ma si vedeva Sì, pure, la faccio troppo. si era cavato, c'aveva proprio i zigomi, poverino, tu stai Era mangiando. sciupato. Ah? Sciupato proprio, sì. Sì, sì, sta proprio, sì, c'ho alla cacca. Infatti. Manuè, gli dai già lasciare, ma non per coco, che io proprio alla stacca fino di me, ma si sta scaricando la batteria, tra l'altro, che è cosa che capita, capita ogni tanto, e mi mette pure una bella buona caralina, quindi è meglio che ci salutiamo e salutiamo a tutti quanti, perché sono studio belle e buone. Tengo dei saluti da fare, non ti rubo Ah, fa 10 presto, questo studio. Ok, allora saluto Enrica Perillo che è la mia ragazza, la sorella Daniela, Giuseppe Maurin, Sara Lancella e poi tutti quelli che mi seguono e tutto il resto. Grazie e niente. Ciao Manuè, un bacione, è stato buono e fa cose buone, ma le farai. Oggi vi saluto a tutti quanti, ci vedremo lunedì prossimo, sempre, come sempre, e vi saluto a tutti quelli che si vedono alla live a Rob, che già ho sta video, che vi saluto sempre, e grazie, che sei quando. Poi ci vediamo qua a Ti Facebook, sempre il solito. ringrazio, Eh? ti ringrazio, è stato un piacere. Un saluto a tutti. Grazie a te, che mi ha dato questo piacere, ma pare che stia parlando tra voi. A boh. Ciao Manuè, Dai. ciao a